Amici belli. Non è notte. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Abbiamo con noi Valerio Fluido Celentano che viene da New York e qualche volta avete visto in questa trasmissione dei musicisti nella vita, mi diceva precisamente, sapevo che era un musicista, il suo strumento è il basso, a New York Così pare. Fa il musicista, però la tua passione per il Napoli ti ha portato ad avere un club ed essere su YouTube con un tuo canale dedicato tutto al Napoli, alla tua passione per il calcio. È stato, buonasera a tutti ovviamente, piacerissimo stare qua, che meraviglia finalmente poterci abbracciare. Sì, vabbè, musica principalmente, tutte poi cose, la pandemia che ci siamo dovuti un attimo... tutte cose che sapete già. Allora, prima di tutto le cose, mi siedo, non vi faccio venire il mal di testa, come di solito faccio, il mio errore. Pagliaccio, ti fai venire mal di testa. Allora, con calma. Il giochino, perché oggi la cosa più importante che deve accadere. Dove stai? Io sapevo una cosa, mi ero segnato tutte le cose di Raspadori, ma veramente poca roba. Allora, la cosa più importante, stasera, tra poche ore, verso le 7, io sarò al Sea Legend all'Icola. Per chi degli amici bellini che si trova in zona vuole venirci a trovare, noi ci salutiamo, ci facciamo le foto, chiacchieriamo di calcio. Poi alle 7:30 soundcheck, perché bisogna fare un po' di musica, bisogna fare i suoni e le cose varie. E chi vuole poi rimanere si potrà godere una serata di hard rock, proprio di rock che viene dal blues e che poi diventa metal, perché i Black Sabbath sono stati dei pionieri, veri visionari, quelli veri, quelli che vedono, e poi ancora oggi, quando sono passati 50, 60 anni, è una cosa incredibile, e sono ancora attuali. Prima cosa. Seconda cosa, lasciate il like. Terza cosa, se siete capitati adesso, vi iscrivete al canale, perché per darmi soddisfazione, rumori incredibili, pazzeschi, per darvi anche soddisfazione che sono andato a trovare Paolo, qualcuno l'avrà vista, la trovate su Telea, insomma ci siamo divertiti a chiacchierare e a parlare un pochino anche... parlare anche un pochino dell'amichevole che ieri, quindi io non ho avuto proprio tempo. Ieri è successo di tutto, veramente di tutto. Ho incontrato l'ottimo Vincenzo del canale che voi conoscete bene tra gli abbonati, ho incontrato Flavio, insomma tantissimi amici che mi strombazzavano anche dalle macchine, veramente sono emozionatissimo. E però c'era la partita ovviamente amichevole, da considerare un allenamento, inutile fare analisi tattica di queste cose qua. Io l'ho vista un pochino, ascoltata un pochino, mentre insomma pigliavo i vari caffè eccetera eccetera, poi corri da Paolo a Telea. Abbiamo visto il finale, appena sono arrivato, non perché mi voglia prendere meriti, ma insomma, gol di Dombele che piace Dombele, ovviamente in quella squadra contro quell'avversario, probabilmente Dombele è quello che ha impressionato di più, perché quella qualità, quell'esperienza, quella fisicità può giocare anche le famose ciabatte, se dicevano anche gli amici, se anche sa gioca in ciabatte, Dombele può giocare in infradito senza proprio problema. Però bel gol di potenza. Io mi azzardo a fare un paragone, l'ho visto giocare pochissimo, però il paragone potrebbe essere quella mezzala che va e che punta alla porta. Il primo paragone che mi è venuto in mente, anche forse per fisicità, è quello là del Milan. Poi vediamo se mi ricordo, se mi viene il nome, perché Kevin Prince Boateng. Questa è stata la mia idea, cattivo, bello così, anche per il fatto che l'abbiamo visto sorridere poco, non partecipava alla cosa. Può essere uno cattivo, veramente il cattivissimo, perché Kim ha un tatuaggio, ma sembra un bravo ragazzo. Kvara, ma quale criminale? Che noi dicevamo i criminali, pure Oliveira mi sembra un bravissimo ragazzo. Forse questo qua è più criminale degli altri, e bisogna anche stare attenti, perché dal Tottenham i tifosi non erano contenti, perché a un certo punto lui ha dimostrato un po' di insofferenza, forse non si è impegnato al massimo e diceva che ci piaceva un po' bere a birra. Speriamo di no. Ovviamente Mertens saprà come introdurlo nella città e dirgli le cose che vanno bene e le cose che non vanno bene. Stoccata, cavalchi le polemiche? Assolutamente no. Siamo contenti del mercato del Napoli, aspettiamo questa ciliegina
ovviamente del portiere da Champions, perché Navas rappresenterebbe il non plus ultra del portiere che ha esperienza internazionale, ne ha viste di ogni, è stato in club importantissimi, tra i più importanti al mondo, e ti darebbe quel di più, ti darebbe quel valore aggiunto che in questo momento la difesa, che si sta comportando anche bene, Meret le prime uscite le ha fatte bene, però se lui mentalmente sta sempre un po' sul chi va là, un po' dentro e un po' fuori, Navas risolverebbe tutti questi problemi. Ha fatto pure una bella parata Sirigu contro la Juve Stabia, tra le altre cose. Poi ha segnato un bel gol Zerbin, ha segnato un bellissimo gol anche Ambrosino dovrebbe andare a giocare, io spero, come dicevamo con Paolo Del Genio, in una squadra magari di Serie B che ci punti forte, così da farlo crescere. Come Spalletti ha detto, ci sono alcune cose in cui ancora deve crescere, e quindi aspettiamo, perché il mercato è ancora lungo, non è proprio lunghissimo, ma dobbiamo aspettare, ragazzi. Quando la notizia, l'interessamento, la trattativa c'è, però una cosa noi possiamo dire rispetto alle cose impossibili, no? CR7 ci pagano 40 milioni per prendersi Lozano e ci danno CR7 in regalo. Queste cose qua non le consideriamo proprio, però queste trattative che adesso sono così insistenti e sono venute fuori, e lo stesso Spalletti lo ammette che c'è la trattativa e che ci sono discorsi in piedi, è chiaro. Notizie di oggi, di stamattina, qualcuno diceva è sfumato, però poi se deve leggere il titolo è sfumato, però no, ci sono ancora delle possibilità. Lui non vuole rinunciare ai soldi, però c'è la buona uscita del Paris Saint-Germain, e quindi il Napoli, grazie al decreto crescita, insomma è una cosa fattibile. Noi abbiamo visto Giunto di fare degli autentici miracoli con i contratti, con cose creative, con modi di rateizzare queste spese. La stessa operazione Raspadori, che oggi abbiamo sentito parlare. Raspadori parla un calcese impeccabile, non ha risposto, le domande non erano il nulla, e lui ha risposto il nulla, però ben parlando, perché è giusto così. Simeone forse è stato più emozionante con le parole del padre, insomma gli argentini, lui si vede che sta proprio emozionatissimo per essere venuto a Napoli, forse anche più di Raspadori. E quindi sono due giocatori che però hanno confermato il fatto di voler venire al Napoli, consapevoli della competizione, no? Della concorrenza che ci sarà nel loro ruolo, e questo mi ricorda anche un pochino Mertens, che commenta sulle pagine ufficiali, sulle pagine social del Napoli, l'intervista a Raspadori. Mertens fa così, mette il cuore azzurro, è veramente il primo tifoso, e lo sta dimostrando nei fatti, gli altri a volte lo dicono così e poi non se ne fregano. Mertens lo sta dimostrando nei fatti, e Mertens ci ha sempre detto il Napoli deve avere una squadra forte, io voglio giocatori forti, voglio anche rischiare di fare panchina perché so che ce n'è un altro più forte, così vinciamo. E può essere che questa è un pochino la mentalità dei vari nuovi che sono arrivati. Concorrenza, benissimo, vuol dire che siamo forti, vuol dire che se anche non gioco una partita è perché il mio compagno sta giocando bene e quindi vinciamo la partita, e questo va benissimo. Vogliamo fare il giochino, perché non credo ci siano altre cose da fare. Tra pochissimo ci saranno i sorteggi, io sarò in macchina verso SC Legend, non so se riuscirò ad andare live, per fare una live reaction delle cose, non so il Napoli chi si presenterà, perché questa è una delle cose che in passato non mi piaceva, la non presenza di dirigenti del Napoli, perché se poi le altre squadre mandano certi colossi di personaggi, il Napoli dovrebbe essere all'altezza di portare dei personaggi anche importanti a livello internazionale. Non lo sappiamo, lo vedremo, perché il Napoli sta cambiando parecchie cosucce che ci piacciono. Cioè, ci piace la presentazione della squadra, ci piace l'amichevole aperta ai tifosi, ci piace che poi fai anche la conferenza, perché alcune volte noi non abbiamo proprio presentato i giocatori, tutte cose che abbiamo detto, abbiamo ripetuto sempre con gentilezza, con garbo, e con garbo stanno arrivando, e noi sottolineiamo le cose buone, e poi ci godiamo la stagione così come deve arrivare. Io, guardando un pochino prima fascia, seconda fascia, ovviamente puoi evitare delle cose, nel senso è un gioco, voi vi potete divertire sotto a dire i vostri pronostici, io poi controllo l'orario, se lo dite dopo non vale, e vediamo chi vince. Quindi è chiaro, se io dico che in prima fascia, partiamo dalla quarta fascia io ho visto tra i nomi Copenaghen, mi sa che Copenaghen potrebbe essere un giochino, non è che tu dici un ragionamento che ho fatto, no, sono le palline. Copenaghen potrebbe essere una bella città da visitare. Terza fascia ci siamo noi.
Dopodiché seconda e prima fascia ovviamente è un macello di squadroni. È chiaro che se tu scegli un Barcellona nella prima fascia, nella seconda fascia non puoi poi avere una squadra spagnola dall'altra parte. A me mi è venuto in mente il Barcellona, perché incontriamo spesso e perché non siamo fortunati. Poi Diffi sono tutte forti, questo non c'è dubbio. Però Barcellona e Manchester City. Voi dite, proprio le più forti, non potevo uscire l'Ajax, il Porto, l'Eintracht Francoforte, il Lipsia, il Siviglia. Potrebbe. Chi vi dice il contrario? Potrebbe tranquillamente succedere. Ma io ho guardato, cioè non ho scelto le più forti in assoluto, che forse sono le più forti in assoluto. Però sarebbe il girone di ferro e loro stessi non credo abbiano piacere di incontrare un Napoli che come terza fascia è una squadra pericolosa. Vediamo, non stiamo tirando i piedi a nessuno, non stiamo facendo né scaramanzia né antiscaramanzia. Io credo poi io spero di andare più avanti possibile, ma se non ci andiamo almeno vediamoci delle partite importanti. Voi potete andare allo stadio, io mi posso atteggiare con gli amici a New York e si vedono partite importanti, e quelle sono le partite che poi piacciono, quella sfida incredibile, ma puoi vedere che facciamo un miracolo e ci togliamo una soddisfazione con una top europea. Tutto può essere, nel calciomercato tutto è possibile come nella vita. Kvaratskhelia, e sto vedendo che molti stanno imparando a dire, altri malissimo, e io non voglio, però gli amici belli Decibel, che io ti ho contattato pure spesso, così, lo presenti pure con quel fatto, dice, abbiamo studiato tutta l'estate, perché il nome così, Kricha, Krava, vabbè, allora proprio non ci siamo, perché se voi potete dire Kvara o Quara, e l'abbiamo sdoganato che è la cosa, però Decibel belli, io ti voglio bene, ma Kricha, Krava, Squelia non va proprio bene. Squelia, niente, non ce la fai, qualcuno ce la fa, qualcuno lo apprezza, altri proprio Scelia, Varazella.